Buongiorno a tutti, benvenuti nell'Aula Magna dell'Ateneo Veneto. Oggi celebriamo 210 anni di questa istituzione. Il 12 di gennaio del 1812 nasceva l'Ateneo Veneto, che è a tutti gli effetti l'istituto culturale più antico di questa città e ancora ben vivo e vegeto. E allora è con molto piacere, veramente con molto piacere, che io voglio invitare sul palco e dare la parola alla nostra neopresidente Antonella Magaraggia. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio per la presenza alla nostra inaugurazione le autorità civili, militari, religiose, i soci e il pubblico. Prima di iniziare il mio discorso, visto quanto sta accadendo vicino a noi e che riguarda tutti noi, prendo a prestito le parole di un grande statista, Abraham Lincoln. Non esiste un modo onorevole di uccidere, né un modo gentile di distruggere. Non c'è niente di buono nella guerra, eccetto la sua fine. Da questo, che è un luogo di cultura e quindi di pace, arrivi forte la nostra solidarietà al popolo ucraino, accompagnata dalla speranza che questo orrore finisca quanto prima. Questo quadriennio della vita dell'Ateneo si apre in un contesto particolare, che si lascia alle spalle la pandemia, perlomeno nel suo acme. A tal proposito, voglio ringraziare subito il Presidente che mi ha preceduto, che in un periodo inedito e complicatissimo ha saputo tenere la barra dritta del timone e far continuare la vita dell'Ateneo. Grazie, Presidente Scaranto. E siccome le istituzioni camminano sempre sulle gambe degli uomini, io trovo l'Ateneo che mi è stato consegnato da alcuni dei presidenti che mi hanno preceduto e che ringrazio: Guido Zucconi, Michele Gottardi, Alberto Semi, Alfredo Bianchini, Gianantonio Paladini, e a Nane Paladini va il mio particolare pensiero. Quello alle nostre spalle è stato un periodo che ci ha tolto molto, ma molto ci ha insegnato. Ci ha impedito di coltivare i rapporti, ma ci ha fatto capire l'importanza della socialità, valore che non daremo più per scontato. Ha limitato la possibilità di aggregazione, ma ci ha fatto incontrare tramite le piattaforme, mezzo che abbiamo imparato a utilizzare e continueremo ad utilizzare. Ha causato sofferenze e lutti, ma ha accentuato la nostra appartenenza alla società tutta, facendoci comprendere che non ci si salva da soli. In un paese che ancora ha una vocazione prevalentemente umanistica, ci ha ricordato l'importanza della scienza. Anche l'Ateneo dovrà partecipare nel prossimo quadriennio a questa rinnovata visione. Ovviamente, a meno di 2 mesi dal mio insediamento, con un calendario già in parte stilato, posso più che altro ragionare in termini di progettualità astratta, ma qualche iniziativa in linea con il programma è già stata messa in cantiere e ne darò conto in questo mio breve discorso. Ovviamente l'Ateneo continuerà nel solco segnato dalla tradizione culturale sedimentata da oltre 200 anni di vita e che costituisce patrimonio solido e imprescindibile, forse con un po' più di attenzione al settore scientifico. L'articolo 3 del nostro statuto prevedeva che proprio i soci fossero divisi tra quelli che si occupavano di scienze morali, lettere e arti e quelli che si occupavano di scienze naturali e matematiche. Ormai la storia ha fatto perdere significato a questa classificazione, ma non all'importanza di questi saperi. L'Ateneo però dovrà essere al passo col mutamento del nostro tempo. Nel mio programma ho affermato che dobbiamo guardare al passato per costruire il futuro. Nuovi infatti sono i parametri del nostro vivere sociale, la maggior consapevolezza ambientale, l'affermazione del mondo digitale, le nuove modalità di comunicazione. Venezia
per la sua morfologia urbana e per l'ambiente naturale in cui è inserita, può diventare un formidabile luogo di sperimentazione. Si pensi solo al telelavoro e trovare forse una soluzione ad alcuni dei problemi che da anni la assillano: la residenzialità, la creazione di nuovi posti di lavoro, i servizi pubblici. Ovviamente le scelte spettano ai politici, non all'Ateneo. Ma l'Ateneo, con la cultura stratificata nel tempo e nei saperi, può fornire gli strumenti adeguati per conoscere e capire questi mutamenti sociali. Solo comprendendoli potremmo governarli. Accanto quindi ai nostri corsi storici tradizionali che continueranno, affronteremo nuovi argomenti. Abbiamo organizzato ad esempio un incontro con uno scienziato, il professor Carlo Barbante, che è di ritorno da una recente spedizione in Antartide, studiando proprio i ghiacci. Infatti il suo libro si intitola Scritto nel ghiaccio, illustrerà i fattori che hanno influenzato il clima del nostro pianeta, gas serra, cenere vulcanica, polveri sottili, per interpretare i fenomeni in atto e prepararci a quelli del futuro. Sempre in tema ambientale parleremo del Centro Internazionale di Studi sui Cambiamenti Climatici a Venezia, che richiamerà in città da tutto il mondo studiosi in tema di vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici. Ne parleremo proprio con le persone che lo stanno organizzando. Venezia diventerà proprio un vero e proprio caso di studio nel quale cercare soluzioni innovative e sperimentarle non solo a beneficio della città, ma tutte le zone costiere che hanno dei problemi simili. L'Ateneo dovrà anche continuare ad essere quella che da sempre abbiamo definito agorà cittadina, un luogo alto di dibattito sulla polis. A questo tengo molto. Non ci saranno argomenti di cui in Ateneo non si potrà discutere, anche le questioni più delicate, anche le questioni più divisive. Questo, d'altro canto, è stato un luogo di dibattiti anche accesi di grandi intellettuali che hanno fatto la storia. Basta citare Manin e Tommaseo. L'importante, e su questo mi farò garante, anche perché per la mia quarantennale esperienza di giudice, vengano garantite la pluralità delle idee, la serietà dei contenuti e la correttezza della comunicazione, caratteristiche queste che si stentano a trovare nei dibattiti odierni. In quest'ottica bisogna sapere intercettare le forze vive del tessuto sociale, qualunque sia la loro forma di aggregazione, senza atteggiamenti snobbistici od elitari. Si andrà dalle remiere alle università. E bisogna coinvolgere i giovani. Questo coinvolgimento dei giovani, insomma, sembra un refrain, sembra un po' un disco rotto, ma forse non è facile per niente, ma tenteremo. Forse il modo per poterli avvicinare è non tanto di fare delle iniziative per loro, ma rendere loro protagonisti delle iniziative. E intercettare magari quei talenti. I talenti si fanno nel tempo, per quello la nostra istituzione è fatta di persone di una certa età, ma ci sono dei talenti anche nelle giovani generazioni. Dobbiamo individuarli e farli entrare in Ateneo. Nella nostra agorà ragioneremo quindi dell'attualità e del passato. Prossimamente avremo un incontro che dal titolo Quale legge speciale per Venezia, in cui i 3 primi firmatari delle leggi, il ministro Brunetta, gli onorevoli Alex Bazzaro e Nicola Pellegani, discuteranno, ci presenteranno questa loro idea della città. Ma penseremo anche al passato, a periodi che non vanno dimenticati. Avremo un incontro sugli anni di piombo veneziani, gli omicidi vicinissimi di Gori, Taliercio e Albanese. Ne parleremo con i protagonisti del tempo, con i giornalisti, con la giornalista Diana Favaro, col magistrato Carlo Nordio che se ne occupò, ma soprattutto con i parenti delle persone uccise. Il tutto, e a questo tengo molto, in un'ottica non più centrata, come si è fatto spesso, sugli autori dei fatti di reato, ma sulle vittime, dirette e indirette, spesso dimenticate, nella logica di quella che viene definita dai giuristi giustizia riparativa, alla quale si pone sempre più attenzione.
Essendo la prima presidente donna in oltre 200 anni di storia dell'Ateneo, non potevo non pensare alle tante che mi hanno preceduto e che hanno fatto passi determinanti nella strada dell'emancipazione, che è ancora lunga. Ricorderemo in un prossimo incontro le 21 donne che fecero parte dell'Assemblea Costituente, perché la Costituzione non è stata fatta solo dai padri costituenti, ma ci sono state anche le madri costituenti. E ne parleremo tra gli altri con il professor Sabino Cassese. Ancora nel solco della memoria, proprio 100 anni fa oggi, il 5 marzo del 1922, nasceva Pierpaolo Pasolini. Lo ricorderemo con una grande scrittrice e sua fedele amica Dacia Maraini, che sarà con noi ad ottobre. Ecco, queste sono le cose che in poco più di un mese siamo riusciti ad organizzare di nuovo. L'Ateneo dovrà anche impegnarsi nella costituzione di quella che nel programma ho definito Rete della Cultura Veneziana. L'offerta culturale in città è molta e molto varia, tanta la ricchezza quanto la frammentazione. Bisogna continuare a portare il termine al progetto che vede l'Ateneo come trainante di una rete tra le istituzioni e le associazioni a noi vicine. Le istituzioni si devono parlare non tanto per questioni organizzative, ma per essere forti e credibili nelle richieste, nelle proposte e nei progetti. Recentemente abbiamo avuto una giornata intitolata Studiare a Venezia, nella quale forse per la prima volta si sono parlate, si sono viste tutte le istituzioni culturali, da Ca' Foscari alle biblioteche, agli archivi, alle fondazioni. Vogliamo continuare in questo percorso, faremo dei seminari magari tematici o ristretti, stiamo pensando a proporre, dovremmo cercare qualcuno che lo finanzia, un portale che riunisca le prime informazioni per chi vuole venire a Venezia a studiare, a fare ricerca, per proprio anche solo capire quali sono gli orari, quali sono i giorni di apertura. Venire a Venezia a studiare non è semplice, deve essere reso semplice e accessibile a tutti. Abbiamo anche una convenzione stilata da poco con Ca' Foscari per l'organizzazione di convegni e seminari e tirocini per studenti e laureati che volentieri ospiteremo. Avevamo già ospitato in Ateneo, ma continueremo ad ospitare con molta attenzione, perché è un arricchimento per loro, ma è un arricchimento anche per l'Ateneo. Il nostro Ateneo deve però andare oltre Venezia, assecondando una vocazione espansiva che storicamente ha sempre avuto la città. Le piattaforme ci daranno una grande mano, il nostro canale YouTube e i profili social contano migliaia di iscritti che lo seguono. Il recente progetto Veneti nel Mondo, che ha finanziato la Regione, che ringrazio, che in occasione dei 1600 anni di Venezia ha portato la storia della nostra città in vari paesi dove sono andati i migranti, ci ha dato prova di quanto queste realtà, e sono tantissime nel mondo, gli istituti di cultura italiani che sono stati sviluppati dai nostri corregionali che sono migrati, ci hanno fatto capire quanto questi nostri emigranti siano affamati della storia della madre patria, ma anche di come noi possiamo ricevere delle importanti suggestioni culturali dalla storia di questi paesi. Abbiamo anche pensato di ricavare all'interno del sito dell'Ateneo proprio una parte dedicata ai Veneti nel mondo. Il filosofo Hans-Georg Gadamer diceva: la cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Ecco, vorrei che l'Ateneo continuasse ad essere un grande divulgatore di cultura, abbracciando strati sempre più vasti della società civile e territori sempre più lontani. Concludo ringraziando tutti coloro che, eleggendomi presidente, mi hanno accordato fiducia. Spero di meritarla. Io sono stata per quasi 40 anni un servitore dello Stato, lo dico orgogliosamente, nell'accezione più alta del termine, quella inglese del civil servant, ossia di chi crede nello Stato e si mette a servizio dello stesso. Così farò con la nostra istituzione. Credo nell'Ateneo Veneto, amo l'Ateneo Veneto
e metterò a disposizione le mie competenze, le mie capacità organizzative e la mia passione. Soprattutto la mia passione, perché senza la passione non si va da nessuna parte. Ma la pandemia ci ha insegnato che non ci si salva da soli e io avrò bisogno di tanti, all'esterno dell'Ateneo, enti pubblici, altre istituzioni culturali e all'interno. Il mio formidabile comitato di presidenza, il consiglio accademico, lo staff di segreteria e di sala e soprattutto di voi soci. Come abbiamo detto spesso, siete la forza dell'Ateneo e sono certa sarete anche la mia forza. Insieme, spero, andremo lontano. Grazie ancora e viva l'Ateneo Veneto! Grazie. Veniamo ora alla parte importante della nostra giornata, la prolusione che normalmente accompagna le nostre inaugurazioni. Quest'anno l'inaugurazione coincide con i 30 anni dell'inchiesta di Mani Pulite, un anniversario da ricordare, sempre per quel vizio della memoria che dobbiamo sempre tenere vivo. A parlarcene il dottor Gherardo Colombo, che ringrazio per la presenza. Un relatore d'eccezione, non solo perché, come è noto a tutti, fu uno dei protagonisti di quella stagione, ma perché ritengo sia una mente lucida e intellettualmente onesta, che potrà raccontare con competenza, ma anche con laicità, quella vicenda nelle sue luci e nelle sue ombre. Il tutto traguardato attraverso il fenomeno corruttivo che Mani Pulite ha solo reso evidente, ma che costituisce purtroppo il fil rouge della storia della nostra Repubblica. E attenzione sia nelle alte sfere della politica e della finanza, sia, non dimentichiamolo mai, purtroppo, anche nel nostro quotidiano vivere sociale. Poiché Gherardo Colombo non è solo Mani Pulite, un breve cenno alle 1000 cose che ha fatto, è stato molto difficile sintetizzare. Gherardo Colombo ha svolto in magistratura la funzione di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica. Mi piace sottolineare che abbia fatto entrambe le funzioni. Si è occupato di indagini soprattutto nel campo dei crimini dei cosiddetti colletti bianchi, che hanno riguardato tra l'altro l'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, la P2, i fondi neri IRI, l'inchiesta Mani Pulite, i processi IMI-SIR, Lodo Mondadori. Per citare solo alcune delle attività, ha preso parte ai lavori di commissioni del Consiglio d'Europa in tema di riciclaggio e corruzione e ai lavori della riforma del Codice di procedura penale. È stato consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e di quella d'inchiesta sulla mafia. È stato consigliere del Consiglio di amministrazione della RAI e coordinatore del Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza del Comune di Milano. È presidente della casa editrice Garzanti, della Cassa delle Ammente e dei 2 COP, Associazione Nazionale di Promozione, Assistenza e Tutela del Movimento Cooperativo. È presidente onorario di Rescue, People Saving People, associazione che con la sua nave salva migranti. E a questo vorrei aggiungere un'altra attività molto importante, che è quella di educazione alla legalità che il dottor Colombo continua a fare da quando è andato in pensione. All'epoca non lo conoscevo quando lasciò la magistratura personalmente, mi ricordo che disse che lasciava la magistratura e si sarebbe occupato di educare i ragazzi. All'epoca gliel'ho anche confessato, pensavo che fosse la boutade di uno di questi sostituti molto importanti che si facevano belli con queste frasi. No, il dottor Colombo continua da quella volta, ormai quanti anni sono passati? 15, a girare per le scuole, tutte le scuole, e ad andare nelle carceri. E questa seconda parte della vita, permettimi Colombo, è pari o forse più importante alla prima parte che ti ha visto sotto le luci dei riflettori. Grazie per quello che stai facendo e grazie per essere all'Ateneo.
Buongiorno. La vostra Presidente mi ha confuso con le sue parole, quindi devo cercare di rimettere ordine nella mia testa, perché sei stata troppo gentile, veramente. Mi commuovi, ecco. Ho anche un'età, si capisce, no, che ho un'età quando ha detto le cose che faccio, ce ne vuole del tempo. Volevo in primo luogo ringraziare l'Ateneo. Questa sala è bellissima, mette anche un po' di soggezione perché è troppo bella. Esprime una autorevolezza, no? Proprio uno dice, ma se sarò all'altezza, se sarò in grado, no? di testimoniare, no? Attraverso la mia presenza che cos'è questo luogo e che cos'è quindi l'Ateneo. Poi sentendo il programma, insomma, avrebbe proprio voglia di trasferirsi a Venezia per seguire tutte le iniziative così belle, importanti, rilevanti, e poi proprio in sintonia con i tempi e col procedere di questo mondo che purtroppo va, come vediamo, anche le parole che riguardano il conflitto che stiamo vivendo, noi soprattutto osservando, e di cui io credo che dobbiamo anche farci carico, metterci sulle spalle le conseguenze in ordine alle quali possiamo agire in qualche modo. Io credo che la cosa che ciascuno di noi può fare riguarda l'accoglienza. Chi può accolga, perché è veramente un dramma enorme, un dramma enorme. Ce ne sono tanti in giro per il mondo. Questo noi lo vediamo di più perché è particolarmente vicino. È un compito che abbiamo. Grazie quindi per questo invito, io sono molto contento di essere qui, ma veramente molto contento, ancora di più dopo aver sentito il programma, vi dicevo. In questa ricorrenza sono 30 anni di Mani Pulite, in cui credo che sia necessario, prendo un po' il tempo perché, non lo so, magari vado avanti 2 ore a parlare, quindi ho già chiesto alla dottoressa Magaraggia di fermarmi quando sarà il caso. Perché l'argomento è un argomento in ordine al quale chissà quanto si potrebbe parlare, la corruzione in Italia. Ecco, per parlare della corruzione in Italia io credo che si debba andare un po' indietro, senza risalire in epoca pre-repubblicana, perché se no non finiremo mai. E mi limito così ad accennare alle cose che sono successe quando io già avevo abbastanza la capacità di comprenderle. Da quando sono entrato in magistratura, per non andare poi troppo indietro, perché ce ne sono state anche prima. E allora da lì io sono entrato nel 1974 in magistratura e cominciamo con i petroli, il primo scandalo dei petroli, il secondo scandalo dei petroli, e poi la Lockheed, e poi credo che Italcasse faccia parte di quel periodo. A me è successo di investigare in ordine a fatti e situazioni che io sono sicuro e credo sia dimostrabile scientificamente, che avrebbero portato alla scoperta del sistema della corruzione con anni di anticipo rispetto a Mani Pulite. E vi parlo soprattutto di quelle perché sono quelle che conosco meglio. P2 e fondi neri dell'IRI. Le carte della P2 vengono scoperte il 17 di marzo del 1981 e oltre a tutte le carte, tutti i fogli che riguardavano l'organizzazione, la partecipazione, il pagamento dei contributi di iscrizione e così via, e tutte queste carte che già insomma hanno sconvolto un pochino proprio, io direi addirittura l'organizzazione. È stato a seguito della scoperta delle P2 che in Italia è stato nominato per la prima volta un Presidente del Consiglio dei Ministri non democristiano. La Commissione P2, che è stata ovviamente istituita a seguito
della scoperta delle carte, ha lavorato molto e ha fatto emergere molto. Credo che adesso sia anche abbastanza facile consultare i documenti. Io credo che sia necessario conoscere il passato per poter vivere consapevolmente il presente. Forse andare a dare un'occhiata alle carte, alle produzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, presieduta dall'onorevole Tina Anselmi, che credo con quella sua presidenza si sia un po' giocata il futuro politico, perché è sostanzialmente scomparsa. E qui io vorrei fare un accenno al fatto, è già stato richiamato da Antonella Magaraggia, il ruolo che le donne hanno svolto, pensate quanto poche, nella commissione, nell'Assemblea Costituente. Una ventina di fronte a oltre 500 membri, con una incisività notevole, perché per esempio la prima cosa che mi viene in mente c'è quel di fatto che sta nel capoverso dell'articolo 3, che è stato fortemente voluto e è stato inserito nella Costituzione, quegli ostacoli che di fatto non consentono di procedere sulla strada indicata dal comma 1, il riconoscimento della dignità universale di ogni persona e quindi il bando della discriminazione, e ha come autrice una donna. Ecco, e allora vorrei sottolineare il fatto che questa presidenza è la prima dopo 210 anni. Io sono molto contento per Antonella perché è una cosa importante, che resterà per sempre questa, la prima donna. E mi chiedo anche, ma è possibile che nei 210 anni precedenti non ci sia mai stata una donna che fosse in grado, che avesse le competenze e la capacità, magari non come lei, perché sentendo il programma, caspita, di svolgere questo ruolo, che è una conferma di quanta strada ancora dobbiamo fare perché in questo Paese per davvero si arrivi al bando della discriminazione. Qui stiamo parlando di quella di genere. Torniamo indietro, stavo parlando di P2. Scopriamo le carte, oltre alla organizzazione, c'è il nome di 3 ministri, troviamo la domanda autografa in originale, domanda di iscrizione, sarebbe entrato nel giro di poco tempo, del ministro della giustizia in carica. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il comandante generale della Guardia di Finanza, 2 dei 3 generali di divisione dei carabinieri che avevano la competenza su tutta l'Italia, una quarantina di parlamentari, un po' di magistrati, tanti imprenditori, prefetti. Io mi perderei se andassi avanti. Quando abbiamo ritenuto necessario di informare, noi pensavamo di informare il Presidente della Repubblica, non c'era, e quindi ci siamo rivolti al Presidente del Consiglio, attraverso una strada anche difficile perché di politica e quindi non sapevamo nemmeno come arrivarci. Comunque ci siamo arrivati a Palazzo Chigi, ci ha aperto la porta il prefetto Semprini, tessera numerata alla pesca, per dire, no, come era inserita in tutti i gangli vitali delle istituzioni, la P2. Oltre all'organizzazione scopriamo anche una trentina, erano 35, 36 buste sigillate da Licio Gelli, ognuna delle quali conteneva una notizia di reato, più o meno, magari 1 o 2 no. Ecco, quei contenuti ci avrebbero portato a scoprire il sistema della corruzione con una decina di anni d'anticipo. Era il 1981, cos'è successo invece? Che nel giro di neanche 6 mesi
La Corte di Cassazione, su sollecitazione della Procura di Roma, che aveva sollevato conflitto di competenza, porta le carte a Roma e di quelle cose si perde assolutamente, completamente la traccia. Una di queste buste, il contenuto di due di queste buste torneranno d'attualità in Mani Pulite. Si riferivano al conto protezione, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Ed è per questo che io parlo di dimostrazione scientifica del fatto che si sarebbe scoperto il sistema della corruzione allora. La stessa cosa succede, uguale, precisa, identica, per i fondi neri dell'IRI. 360 miliardi di lire del 1984, secondo me ormai corrispondono a 4-5 miliardi di euro, se guardiamo se attualizziamo l'importo, utilizzati per gli scopi più vari: ripianamento di debiti di giornali di partito, sovvenzione di esponenti politici, io credo anche così appoggio alla scissione all'interno di un partito, e poi tante altre cose, qualche decina di miliardi va all'Opus Dei, qualcosa va per pagare un sequestro di persona di un imprenditore sequestrato all'estero, eccetera, eccetera, eccetera. Nel giro di poco tempo la Procura di Roma solleva conflitto di competenza, le carte vanno a Roma. Quando conosco l'esito dell'istruttoria, sono fortemente tentato di dimettermi dalla magistratura. Perché va tutto a finire in niente, c'è sempre qualcuno che non conta niente, che magari viene rinviato a giudizio. Però le cose importanti si perdono. E si sono perse, ma persino, a mio parere, dove è stata riconosciuta la responsabilità di persone molto, molto, molto ai margini, alla fine, rispetto a quello che si sarebbe potuto far emergere, persino quel che riguardava lo scandalo Lockheed, che è stato forse l'unico in cui una persona importante, no? Si è vista coinvolta fino alla fine in queste vicende di corruzione, perché per il resto i petroli nulla, nella prima né la seconda tornata, i talcasse nulla, e così tutti gli altri scandali riguardanti la corruzione in Italia. E a Mani Pulite invece va almeno per un certo periodo in un modo diverso. Come mai? Cos'è successo? È successo che è caduto il muro di Berlino. Vedete, io sono andato in giro, mi hanno invitato chissà in quanti posti a parlare del tema, no? Della corruzione e delle indagini che abbiamo fatto sulla corruzione. Sono stato, credo, in tutti i continenti, sì. E quando all'inizio, no, ancora erano in corso le indagini o stavano finendo, io individuavo tra le cause che avevano permesso questa volta di proseguire nelle indagini una serie di elementi. Non lo so, il nuovo codice di procedura penale, per esempio, che metteva la polizia giudiziaria nella diretta disponibilità del pubblico ministero, piuttosto che l'introduzione dell'informatica, che differenze veramente epocali, piuttosto che qualche altra cosa. Secondo me la causa vera è costituita dalla caduta del muro di Berlino, che ritorna peraltro oggi di una drammaticissima attualità, perché stiamo pensando a quello, tutti quanti, vivendo queste terribili esperienze dei nostri giorni. Cade il muro di Berlino e i blocchi di potere che in qualche misura, che normalmente
impedivano di far emergere il sistema corruttivo che ha accompagnato la storia del nostro paese, questi blocchi di potere si disorientano. E questo disorientamento non consente, nonostante qualche tentativo, di utilizzare gli strumenti che venivano utilizzati precedentemente. Guardate, in particolare, soprattutto la magistratura alla fin fine. I sistemi erano due. Quando si faceva qualche cosa che non andava tanto bene, o si allontanavano le indagini dal magistrato, o si allontanava il magistrato dalle indagini, delle volte in modo molto cruento. Era così, il sistema era quello, no? Era una prevenzione, certe cose non dovevano uscire e basta, si disorienta. E allora le indagini vanno avanti. Da dove partono? Sono passati 30 anni, credo che in tanti non ci si ricordi più, delle volte faccio quasi fatica anch'io. Partono da un caso molto specifico. C'è un signore che ha un'impresa di pulizie e vorrebbe lavorare con la sua impresa di pulizie in un ospedale pubblico per anziani, il Pio Albergo Trivulzio. E il presidente di questo ospedale gli dice: vuoi lavorare qui, vuoi vincere l'appalto? Devi pagarmi. Ma neanche una cifra particolarmente rilevante. E quello finge di starci e va invece dai carabinieri e racconta ai carabinieri: guardate, questo signore qua, i carabinieri lo prendono per mano, lo accompagnano in procura di turno si occupa di questo Antonio Di Pietro, che insieme ai carabinieri mette su tutto un marco ingegno per cogliere red-handed, dicono gli inglesi, noi volgarmente diciamo con le mani nel sacco, tecnicamente in flagranza di reato, il presidente. E così succede. Da lì comincia tutto. Com'è che comincia tutto da lì? Comincia tutto da lì perché nel giro di poco tempo si riesce a conoscere, a capire, ad apprendere che il signore che era destinatario della tangente aveva molte disponibilità economiche e finanziarie superiori ai suoi legittimi guadagni. E allora da qualche parte questi soldi saranno venuti. E allora si comincia a analizzare tutto quello che il Pio Albergo Trivulzio ha fatto e che poteva essere un terreno facile, un terreno fertile per la corruzione. Si scopre che altri imprenditori avevano pagato tangenti. Attenzione, avevano pagato tangenti non perché costretti, come sembrava per Luca Magni, che era l'imprenditore delle pulizie, ma perché gli veniva un vantaggio. E i vantaggi come gli arrivavano? Abbiamo scoperto delle cose che si usavano anche dei metodi molto pratici, molto concreti, come quello di aprire le buste con le quali che contenevano le offerte delle varie imprese con il vapore. Cioè si prendeva proprio un pentolone, si accendeva, poi l'acqua evaporava, si metteva la busta sulla pentola, si apriva, si leggeva, si chiudeva e poi si segnalava a chi avrebbe dovuto vincere l'offerta migliore. Guarda che l'impresa tale ha offerto 10,3 e quello faceva 10,2 e vinceva l'appalto. Questi imprenditori che avevano pagato per svolgere lavori al Pio Albergo Trivulzio erano in rapporto anche con altre istituzioni pubbliche. E allora ti viene l'idea di andare a controllare quelle. Insomma, nel giro di pochi mesi, io sono entrato in Mani Pulite non il 17 di febbraio del 1992, ma il 27 di aprile
2 mesi e 20 giorni dopo. A luglio era evidente che la corruzione era un sistema. Io dico a luglio perché mi ricordo di un'intervista che ho fatto, della quale ho anche parlato recentemente molto spesso, perché secondo me quel che ho detto lì avrebbe rappresentato una soluzione vera del problema. Già a luglio io ero convintissimo che non sarebbe stato possibile riuscire a svelare la corruzione nel suo complesso attraverso un'indagine penale, cosa che si è verificata. Io credo che noi abbiamo scoperto 20%, forse il 20% è troppo. C'è un episodio, io non vorrei, però insomma forse vale la pena. Un indagato di Mani Pulite che incontro dopo che ha finito il processo, ma insomma ancora in quei tempi, in aereo, e ci scambiamo convenevoli e lui mi dice a un certo punto: dottore, ma secondo lei quanto avete scoperto della corruzione finora? Eravamo già molto molto avanti, E io ho azzardato, ma sarà un 40-50%. Si è messo a ridere. Era un costruttore, costruiva. È successo quindi che sono finite le indagini, ma non è finita la corruzione. Se si fosse adottato un sistema che riecheggiava un pochino i lavori della Commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana, e cioè chi racconta come si sono verificate le cose restituisce quelli di cui si è appropriato illecitamente, e si allontana per qualche tempo dalla vita pubblica, esce dal processo, non va in prigione, E purtroppo questa linea non è stata seguita e siamo andati avanti. E andando avanti abbiamo scoperto un po' di dettagli del sistema. Non abbiamo scoperto ovviamente tutte le corruzioni, ne abbiamo scoperte qualche decina di migliaia. Si dice frequentemente perché le persone parlavano, e parlando dicevano, adesso c'è proprio una linea di pensiero, no? Ma fortemente negazionista. Mani Pulite è stata un'invenzione, la corruzione sostanzialmente non c'era e questi qua si sono inventati tutti per fare un colpo di Stato. C'erano le parole, ma c'erano anche le carte. Più di 600, l'ultimo dato scritto parla di 613 richieste di assistenza giudiziaria rivolte a circa 30 paesi del mondo, con una risposta del 57-58%, perché con alcuni stati era di una difficoltà incredibile. Anzi no, il 58% era la Svizzera, era il 53% in generale. E ogni volta che arrivava una risposta da una corruzione ne scoprivamo 10-50, perché quasi sempre le richieste di assistenza riguardavano, qualche volta documenti societari, ma il più delle volte documentazione bancaria. Documentazione bancaria dei conti correnti occulti che servivano, tra l'altro, per pagare le tangenti. E allora una volta che arrivava l'estratto conto, 1 su 2 su 3 dei pagamenti delle transazioni finanziarie erano pagamenti di tangenti. Un sistema intimamente connesso al finanziamento illecito dei partiti politici, che è qualcosa che ricorre, perché anche nei petroli, anche in Italgas, eccetera, no? È una costante, questo collegamento, e in effetti di soldi ai partiti ne andavano. Poi certo rimaneva attaccato a chi maneggiava il denaro, si sa che è un po' appiccicaticcio, e quindi poi rimanevano lì anche, e tanti. Però ai partiti andavano. Con questo danno ulteriore, perché forse vale la pena, faccio un inciso, parlare dei danni creati dalla corruzione. Io vi faccio soltanto, vi porto un caso soltanto.
secondo me si capisce tutto. È stata fatta una ricerca molto accurata da parte di un professore, non mi ricordo se polacco o tedesco, che è stata poi recepita e è stata approfondita da Transparency International. È risultato che all'epoca, dall'inizio di Mani Pulite, 1 chilometro di metropolitana, che prima costava intorno agli 80 miliardi di lire, è venuto a costare intorno ai 45 miliardi. Vuol dire che il sistema della corruzione costava a noi praticamente l'equivalente degli importi necessari per fare i lavori. Vi racconto anche questa, perché insomma, sono esperienze che servono, no? a dare concretezza, a dare senso, a dare contenuto. Dei ragazzi, un'associazione di ragazzi siciliana si è messa a un certo punto a fare fotografie di opere incompiute in Sicilia. E poi queste fotografie le usava come cartoline, le trasformava in cartoline. E a me ne arrivava una alla settimana, ho fatto una collezione, ce ne avevo tante così. Chissà che fine hanno fatto, peccato, ogni tanto non si conservano le cose che invece... E c'era la piscina con le piastrelle divelte perché mai inaugurata, la strada che finiva in niente, piuttosto che, ma insomma adesso, un pacco alto così, soldi assolutamente sprecati, che non ci mettevano le imprese, le imprese anticipavano. Ce li mettevamo noi attraverso l'esecuzione del nostro dovere di pagare le tasse, perché gli imprenditori anticipavano e poi però si rifacevano o attraverso la revisione prezzi o attraverso le varianti in corso d'opera o molto più semplicemente fornendo una prestazione di valore molto inferiore a quella convenuta. Per quello che poi bisogna continuare a rifare le strade, per esempio, no? I ponti ogni tanto crollano, senza riferimento a nessun ponte specifico, e però ce ne sono stati che... e così via, no? Ecco, nell'ambito politico invece qual era il danno? Il danno era costituito dal falsare il gioco democratico, perché c'erano partiti che prendevano tantissimo, partiti che prendevano molto poco, meno, 2 partiti che non prendevano niente, le estreme, da una parte il Movimento Sociale Italiano, dall'altra Democrazia Proletaria, non prendevano nulla. Io non so se per ragioni etiche o perché contando poco nessuno andava a dirgli volete i nostri soldi in cambio di che cosa. Esistevano regole molto precise. Ancora una volta mi rifaccio alla metropolitana milanese. Tutti coloro che partecipavano alla costruzione, sapete, no? C'era un'associazione di imprese, quindi c'era chi stava in alto, poi subappalti, dovevano pagare la tangente. L'importo della tangente variava a seconda del rilievo, della complessità, della semplicità della prestazione. Il movimento terra costava il 3%. Per le cose più complicate, raffinate, eccetera, si arrivava al 13,5%. Già qui compare un decimale, dietro ai decimali ci sta un pensiero, cioè non è una cosa grossolana, il 14% o il 13%, il 13,5%. Tutti questi soldi raccolti andavano nelle mani di una persona che era un rappresentante dell'ex Partito Comunista, perché anche qui sembra che invece noi dei comunisti non abbiamo visto niente, il quale distribuiva il denaro raccolto a tutti i partiti che contavano, secondo queste proporzioni. Al Partito Socialista andava il 37,5%, alla Democrazia Cristiana e all'ex Partito Comunista, si chiamava PDS allora, andava alla metà del 37,5%. Dividete 37,5%, i decimali sono 2,
Ma pensate quanto pensiero c'è dietro, ad arrivare a 2 decimali. Il resto andava, credo, l'11% al Partito Socialdemocratico e l'8 o il 9% al Partito Repubblicano. Tutte regole erano. Erano delle regole molto molto precise. Mi fermo qui perché abbiamo trovato anche un documento nel quale era indicata la spartizione delle somme tra i vari imprenditori in relazione ai lavori, agli appalti che riguardavano la sanità lombarda nel suo complesso, e quindi per ciascun ospedale c'era assegnata la percentuale che doveva andare a ciascuna impresa. Vabbè, fermiamoci qua. Era un sistema. Era un sistema per parlare degli appalti, perché poi non c'erano soltanto gli appalti. Comincia tutto con gli appalti, ma nel 1994 c'è un sottufficiale della Guardia di Finanza, un maresciallo, anzi un brigadiere, che si vede mettere in mano una busta dal suo superiore, dal maresciallo, il comandante della pattuglia. Apre la busta, ci sono dei soldi in contanti, chiede al maresciallo: scusi, perché mi dà questi soldi? E il maresciallo gli dice: ma sai, siamo stati nella tale impresa, nella tale azienda, nella tale società a fare una verifica, sono stati molto contenti della nostra correttezza e quindi hanno voluto ringraziarci. Gli sembra strano, va dal colonnello. Il colonnello lo prende subito per mano, la seconda volta, prima erano i carabinieri che hanno portato, adesso è la Guardia di Finanza che porta, e porta in procura. In procura c'era Raffaele Tito, che credo conosciate perché continua a svolgere la sua attività, no? Era applicato a Milano e immediatamente dispone una perquisizione in casa del maresciallo e gli vengono trovati 47 milioni di lire. E lì comincia il secondo filone, e che non riguarda più soltanto la politica, ma che riguarda anche, io direi, l'amministrazione in generale, perché è questo, è da lì che poi emergono le prove che ci portano, che ne so, all'ispettorato del lavoro. C'erano ispettori che prendevano soldi per non accorgersi che nel cantiere mancavano le cinture di sicurezza piuttosto che le scarpe antiscivolo, gli elmetti e così via. Insomma, diciamo alla pubblica amministrazione in generale, non a livello politico in senso proprio, ma a livello della pubblica amministrazione. E finché passano altri 2 anni, 1 anno e mezzo, e arriviamo anche all'amministrazione della giustizia. Perché anche lì troviamo corruzione. Già era stato precedentemente arrestato il presidente vicario del Tribunale di Milano, perché aveva preso soldi in relazione alla vicenda Enimont. Passiamo degli anni a investigare. La vostra Presidente ha citato i Missir e Lodo Mondadori. Un giudice è stato condannato per aver deciso queste sentenze per via di, tra l'altro, delle tangenti così grosse di cui una gran parte è andata non a lui, ma a tutti i vari intermediari. Insomma, era un sistema. Era un sistema, ecco. Io credo che attraverso Mani Pulite, forse, qui ci sarebbero da fare anche delle altre precisazioni. Quanto tempo mi manca? Stai attenta, perché io vi tengo qui per domani e domenica. Ci sono tanti aspetti da guardare. Uno degli aspetti, forse, ecco, Mani Pulite è servita a rompere questa connessione così stretta che esisteva tra il finanziamento illecito e la corruzione. Nel senso che io adesso, se partiti o persone che si occupano di politica sono finanziati illecitamente, il sistema è diverso. Adesso non esiste più quella
sistematica, perché io continuo a usare questa parola perché era proprio così, no? Cos'è un sistema? È un insieme coerente, no? Ecco, io credo che non sia più così. È saltato quell'aspetto, tutto il resto secondo me, adesso io credo che la Guardia di Finanza abbia fatto i suoi passi per evitare, però a me è successo di andare a cercare la corruzione in Italia per trovare qualche altro esempio ulteriore a quelli che vi ho fatto. Non sono riuscito a trovare la voce che mi interessava perché continuavano a venirmi fuori cose attuali. Provate anche voi a fare l'esperimento, continuano a venire fuori cose attuali, che poi magari costituiscono reato una volta su 2 o 2 volte su 3, e però quell'una volta su 2 o 2 volte su 3 sì. Allora, non è cambiato il rapporto tra le persone e la corruzione, che era un po' quello che pensavo nel luglio del 1992. Se vogliamo che la corruzione si marginalizzi, perché chiaramente non sparirà mai, siamo degli esseri umani, cosa volete? Sembra che siamo tutti affascinati da queste 3 cose che sono ricchezza, fama e potere. La nostra società è orientata in quel senso, no? Sembra che la ricerca sia quella, ricchezza, fama e potere. Anche questi terribili fatti che si stanno verificando in questi giorni, da che cosa dipendono? Ricchezza, fama e potere. E allora la corruzione ci sarà sempre. Come fare a marginalizzarla, a metterla a margine? Beh, io credo che la strada non sia quella del processo penale. È necessario fare qualcos'altro. Cos'è necessario fare? Voi pensate se non diciamo dal febbraio perché ancora non si capiva bene, ma facciamo dall'estate del 1992 si fosse investito seriamente e in modo serio, in modo consistente, nella educazione. Noi abbiamo una Costituzione che, se la leggessimo e se la capissimo, e anche qui ne comprendessimo il sistema, beh, riusciremmo a spiegare, riusciremmo a dare la ragione per cui la corruzione ci fa male. È di lì che è necessario partire, perché, attenzione, l'articolo 3 della Costituzione dice con estrema chiarezza che tutte le persone, usa la parola cittadino ma intende tutte le persone, hanno pari dignità e quindi le loro caratteristiche personali, riconoscendo con ciò che tutti noi siamo diversi, e che riguardano il genere, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali, che sono quelle che ci sfuggono di più, no? Uno alto, uno basso. Per entrare nell'arma fino a un certo punto bisogna essere alti. Uno è magro, uno è grasso, uno sta bene di salute, uno è malaticcio, uno fa il parlamentare, un altro fa l'operatore ecologico. Tutte queste cose non possono essere causa di discriminazione, che vuol dire non possono essere un impedimento alla autorealizzazione. Lo dice poi molto chiaramente il secondo comma, dice guardate che questo qua è un programma, nel senso che l'articolo 3 costituisce contemporaneamente l'inizio e la fine. La Costituzione è vera nel momento in cui l'articolo 3 si realizza e per realizzarla è necessario rimuovere tutti gli ostacoli che, frapponendosi appunto alla realizzazione di questo programma. Perché? Ma vi siete mai chiesti, ci siamo mai chiesti, perché per osservare la Costituzione è necessario, è proprio necessario capire perché.
Ma perché questi qua, questi 520 e passa che si sono messi lì insieme, eletti dal popolo italiano, per stabilire la regola fondamentale del nostro vivere insieme, perché gli è venuto di rovesciare il modo di vivere precedente? Perché prima la discriminazione era un valore. Senza che sia necessario, per dirlo, richiamarci alle leggi razziali che entrano in vigore per la prima volta in Italia il 5, mi pare, settembre del 1938. Pensate, neanche 10 anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione, neanche 8 anni prima dell'inizio della scrittura della Costituzione. Perché certo il fascismo è arrivato alla esasperazione della discriminazione, ma non è che prima del fascismo le donne sedessero in Parlamento. E l'articolo 144 del codice è di era fascista, ma non è che prima, perché il 144 diceva, sotto la rubrica autorità maritale, il marito è il capo della famiglia e la moglie deve seguirlo ovunque fissi la residenza. Non è che prima fosse diverso. E la moglie era subordinata al marito. E non è che prima del fascismo le donne sedessero in Parlamento. E non è che prima del fascismo le donne facessero i giudici. E noi veniamo da una storia millenaria di discriminazione. Ma perché gli è venuto in mente? Forse le vicende di oggi ci aiutano a capire, perché ci aiutano a immedesimarci nella vita di allora. Chi ha scritto la Costituzione, spesso di guerre mondiali ne ha vissute 2. Perché tra la prima e la seconda ci sono stati un poco più di 21 anni. La prima finisce nel 18, la seconda comincia nel 39. E beh, c'era qualcuno che era più giovane, ma mica tanti. E cosa vuol dire vivere una guerra? Ecco, adesso noi forse ci accorgiamo un pochino di più perché ce n'è una in corso e ce l'abbiamo vicina e quindi la vediamo di più. Perché la Siria è un pochino più lontana, allora meno, no? Adesso lo vediamo un pochino di più. Vuol dire rimanere senza casa. Vuol dire rimanere magari senza mamma, senza papà, ma vuol dire rimanere anche senza figlio, senza fratello. Vuol dire rimanere senza un braccio, senza la vista. 2 guerre mondiali. E poi la Shoah. L'eliminazione programmata di ebrei, disabili, zingari, avversari politici, omosessuali, programmata. Come chi è tornato dai campi e ha avuto il coraggio e la forza di parlare, perché si pensava anche di non poter essere creduti. Cosa ci ha raccontato? E a questo si aggiunge la bomba atomica, che a me, francamente, io se non ci fosse sarei tanto contento, ma tanto. E però c'è, ma l'ho trovata qua. Le prime 2 sono state usate quasi un anno prima che io nascessi. E quindi per me la bomba atomica è come, non so, un terremoto, un cataclisma qualunque, c'è e basta. Allora la bomba atomica ha cambiato il futuro perché prima non c'era. E per distruggere una città, ma quanto ci voleva? Sarete tutti stati a Berlino. Quanti edifici a Berlino stanno in piedi oggi, costruiti prima della Seconda Guerra Mondiale? La bomba atomica, no, ne arriva una di bombe. Non sono necessarie migliaia e migliaia. Ne arriva una, distrugge tutto, ammazza tutti quelli che ci sono lì. Che domanda si sono fatto? Si sono fatti, tutti quanti, per primi in Italia, perché poi se la sono fatte anche a livello planetario.
come facciamo ad avere un futuro? E la risposta è stata: per avere un futuro è necessario bandire la discriminazione. Stiamo vivendo adesso, no? una espressione di discriminazione così evidente e così forte. È necessario bandirla, perché se no non abbiamo futuro. E allora è di lì, secondo me, che si parte per marginalizzare la corruzione. Facciamo fatica, Lo dico per me, che sto dicendo queste cose, perché millenni di storia, per quanto, ce li abbiamo sulle spalle. E quindi facciamo fatica. Però è necessario. È necessario. Perché altrimenti si continua sullo stesso standard precedente, magari senza neanche più ricorrere all'ipocrisia, che non è una bella cosa l'ipocrisia, ma per quanto delle volte salva il principio. Mentre invece adesso diventa qualche cosa che può dirsi tranquillamente in pubblico: ma io non pago le tasse, ma io non riconosco questo o quello per motivi etnici, per motivi di genere, per motivi che hanno a che fare col genere, perché è sempre superato. Per questi motivi continua ad essere così presente la discriminazione. E abbiamo una cultura alle spalle. Caspita quanto è necessario impegnarsi. Da Tangentopoli, che era il sistema della corruzione, non si esce attraverso mani pulite. Si esce attraverso l'elaborazione di una cultura diversa. Quante volte è successo nel corso dell'umanità? Poi magari le cose sono sempre state un pochino lì, però se Beccaria invece di nascere nel 700 fosse nato nel 600, facciamo nel 500, siamo più sicuri, invece di abolire la tortura, almeno come strumento di prova e come pena, sarebbe stato abolito Beccaria. E vuol dire che nel giro di un paio di secoli, ma pensate quanto è cambiato il modo di pensare. Ma chi è che ha determinato il cambiamento? Il pensiero comune. Se le persone non avessero cominciato a credere che non fosse giusto trattare come si trattano i torturati, gli esseri umani, e non ci sarebbe stato né Leopoldo di Toscana né altro, perché si sarebbe continuato a pensare che era giusto torturare chi aveva commesso un crimine. A noi succede più o meno la stessa cosa oggi a proposito del carcere. La nostra Costituzione dice con estrema chiarezza che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E altrettanto chiaramente dice, non nell'articolo 27 ma nel 13, che è punita, guardate, è l'unica volta in cui la Costituzione usa la parola punire, l'unica. È punita ogni forma di violenza fisica e morale nei confronti di persone la cui libertà sia comunque limitata. Noi siamo ancora un pochino indietro anche lì, no? Dobbiamo fare fatica. Però attenzione, perché se non la facciamo questa fatica, succedono le cose che succedono. Sta a noi. Siamo noi in una democrazia, gli interpreti, ma anche altrove, ma soprattutto in una democrazia.
gli interpreti del futuro, siamo gli interpreti del presente, perché attraverso quello che facciamo oggi influiamo sul futuro. Io credo che sia necessario, non ci piace la corruzione, diamoci da fare perché sia marginalizzata, ma diamoci da fare usando gli strumenti idonei a raggiungere lo scopo, perché non è che il fine giustifica il mezzo, è che il mezzo condiziona il fine. Se io uso un bulldozer per piantare un chiodo, butto giù il muro. Il mezzo deve essere adeguato al fine. E quindi a 30 anni di Mani Pulite forse sarebbe il caso di pensare di fare quello che sarebbe stato necessario fare nell'estate del 1992. Investire e investire davvero nella formazione, nella cultura, nel modo di intendere, così che si riesca a capire che se noi non abbiamo come riferimento effettivo l'articolo 3 della Costituzione, tra le altre cose anche la corruzione continuerà ad essere una nostra compagna di vita. Grazie. Ecco, allora noi avremmo dovuto consegnarti una medaglia che c'è, pensavamo che fosse sparita ed ero molto preoccupata. Grazie. È di un artista, ricordi, un artista veneziano. Grazie. Grazie, dottor Colombo. Allora resti con me. Allora, io dichiaro aperto l'anno 210 dell'Ateneo Veneto. Bene, grazie a tutti.